Altro messaggio: se i lavoratori non mettono la mascherina o non la indossano in modo corretto, non si disinfettano, si misurano la febbre all'entrata, possono essere previste delle sanzioni disciplinari e in che casi? Sì, i lavoratori possono essere sanzionati in quanto si tratta di misure previste dall'azienda e al quale evidentemente loro devono adeguarsi, come previsto tra l'altro anche dal loro contratto di lavoro. Per Quindi la cui mascherina potrebbe essere oggetto non tenuta o cosa, oggetto di, sì, di sanzione disciplinare sostanzialmente. se l'azienda ha previsto o se è previsto nei protocolli e quindi l'azienda si è adeguata a questi protocolli nel caso specifico, assolutamente sì. Deve essere indossata dal lavoratore, il lavoratore che non la indossa può essere, anzi deve essere sanzionato. Ecco, Anche perché consideriamo che non solo il datore di lavoro deve garantire la sicurezza di quel lavoratore e quindi obbligarlo ad adottare le misure di sicurezza, ma anche degli altri. E quindi ancor più in questo caso, in quanto sappiamo che la mascherina, quella chirurgica, diciamo, che tipicamente si usa, protegge gli altri, non protegge chi la indossa. In questo caso il datore di lavoro che accettasse, che tollerasse che qualcuno non indossa la mascherina, in realtà sta mettendo a rischio gli altri lavoratori, non tanto quello che non rispetta la norma.